Spero che stiate tutti bene e che siate eccitati quanto me, perché oggi ho delle notizie esplosive da condividere con voi, direttamente dai corridoi del nostro amato club. Ma prima di tuffarci in questa notizia, non dimenticate di lasciare il vostro like e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda il Napoli. Come sempre, la squadra è impegnata a migliorare per ottenere i migliori risultati per noi tifosi, e sembra che l'azione dietro le quinte sia in pieno svolgimento, in particolare sull'attacco. Ma veniamo subito al punto. Secondo il quotidiano napoletano Il Mattino, negli ultimi tempi è emerso un certo malcontento. Tra coloro che la pensano così c'è Giacomo Raspadori, che attende di sapere chi sarà il nuovo allenatore della squadra. Inoltre, è sorta una domanda importante: chi sostituirà Victor Osimhen, che potrebbe trasferirsi al PSG o in Premier League? Sembra che il Napoli abbia già in mente alcuni obiettivi. Secondo il quotidiano campano, Jonathan David del Lille rimane un'opzione, ma il favorito per prendere il posto di Osimhen è Santiago Giménez del Feyenoord, che ha segnato 21 gol in questa stagione. Giménez ha attirato l'attenzione di molti club e il Napoli non fa eccezione. Inoltre, gli emissari del Napoli hanno messo gli occhi su altri talenti come David Anco del Feyenoord e Zito Luvumbo del Cagliari. Sembra che il club stia esplorando tutte le opzioni per rafforzare l'attacco e garantire una stagione di successo. E ora, tifosi, cosa ne pensate di questi possibili acquisti? Chi vorreste vedere con la maglia del Napoli nella prossima stagione? Condividete la vostra opinione nei commenti qui sotto, e non dimenticate di lasciare il vostro like e di iscrivervi al canale per non perdere nessun dettaglio sul nostro amato club. Forza Napoli per sempre!